Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, insieme ad altri consiglieri regionali del partito e al senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, hanno presentato in Consiglio regionale il progetto di legge statale per l'abrogazione del reddito di cittadinanza. Per il partito della Meloni il reddito è una misura depressiva per la nostra economia che ha favorito disoccupazione e lavoro nero. Per questo va abrogato e le enormi risorse dirottate per permettere alle imprese di assumere con più facilità, garantendo stipendi più alti ai lavoratori. Ci sono più di 3.000 persone nel Veneto che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nel corso del 2020. Stiamo parlando di una decina di milioni di euro sottratti alla possibilità di crescita e sviluppo del nostro territorio e anche alla lotta e al contrasto della povertà. Noi riteniamo che sia opportuno da parte del legislatore investire le risorse pubbliche, stiamo parlando di 8 miliardi e 800 milioni che sono destinati al reddito di cittadinanza per il 2022 per abbattere il cuneo fiscale e quindi permettere alle imprese di avere un costo del lavoro inferiore e garantire possibilmente degli stipendi più alti ai lavoratori. Questo è il modo per contrastare la povertà. Per il senatore De Carlo era tempo di ascoltare il grido di allarme dei veneti. Ed è per i veneti che noi oggi chiediamo che il Consiglio regionale si esprima contro il reddito di cittadinanza, per la sua abrogazione. È evidente che è un sistema che ha fallito sia come politica attiva del lavoro, sia come sussidio agli indigenti. Pagare la gente per non lavorare significa mettere in difficoltà le nostre imprese.